Buongiorno, bentrovati per la nostra rassegna stampa. Oggi è la frana di Niscemi, come è stata nella giornata di ieri, a tenere banco certamente nei nostri telegiornali, ma anche sui quotidiani, vedremo. E dunque rivoluzioniamo un po' quella che è la canonica scaletta della rassegna stampa, in cui incominciamo con le cronache nazionali e internazionali e poi andiamo sulla cronaca locale, perché tutto quello che sta succedendo, la devastazione di Niscemi, dopo l'alta devastazione che ha colpito la nostra regione con il ciclone Harry, assume importanza anche mediatica, oseremo dire purtroppo, visto chiaramente quello che sta succedendo, ancora di più rispetto a quello che è stato per il ciclone. Dunque ritroviamo queste notizie anche sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. Ad esempio su Repubblica andiamo a vedere il titolo principale, che è, sì, lo vedremo poi quando parleremo delle cronache nazionali e internazionali, sulla la volontà di Trump di colpire l'Iran, ma troviamo anche lo scandalo Niscemi, nessun progetto con i fondi del PNRR. Siamo su Repubblica Nazionale. Meloni in Sicilia. 100 milioni sono solo un inizio, anche la destra in regione usare i soldi del ponte. Questo è un dato che si ritrova su vari quotidiani, perché vi facciamo vedere che tanti quotidiani decidono appunto di andare con le aperture legate proprio alla situazione di ciò che è successo a Niscemi. Certamente ci sono ad esempio anche le pagine interne dei vari quotidiani, come ad esempio il Corriere della Sera. In questo caso siamo a questo titolo: Meloni a Niscemi, risposte rapide e la Sicilia punta ai fondi del ponte. Vi dicevamo appunto poco fa di questa notizia che un po' rimbalza fra le varie testate. La Premier dice: volteremo pagina, il passato non si ripeterà, la Regione vuole dirottare 1,3 miliardi. E appunto, come dicevamo, questa cosa dei fondi del ponte ritorna non solo dalla sinistra, ma anche, sembrerebbe, pure da alcune realtà della destra. Siamo in questo caso invece su Gazzetta del Sud. Meloni davanti al disastro garantisce fondi e tempi brevi. Con un elicottero la Presidente del Consiglio ha sorvolato Niscemi. Prima del confronto al municipio la Procura di Gela ha aperto un'indagine per stanare eventuali responsabilità. La frana censita nel 1997. E poi vi facciamo vedere anche i titoli delle prime pagine dei quotidiani locali, perché ritroviamo appunto su Repubblica Palermo le promesse di Meloni. Così questo è il titolo. Abbiamo visto Repubblica, la parte nazionale, questo invece è il titolo di Repubblica Palermo. La Premier nell'isola dopo le polemiche sugli aiuti insufficienti dello Stato, avviso Musumeci e Schifani, basta liti, stop alle tasse, ristori per le imprese, priorità a scuole e strade, tutti gli impegni per far fronte all'emergenza. Su questo proprio gli impegni, le imprese e le tasse, vi porto sul nostro sito, sul sito siciliaweb.it, perché il titolo di apertura è proprio legato a questo, ed è ovviamente sul nostro sito gli aggiornamenti ad ogni ora. A Niscemi stop a rate per i mutui. Il ministro Musumeci dice: ammortizzatori per le aziende, misure già alla firma. L'area rossa però specifica è destinata ad allargarsi, e questo è ovviamente un altro tema di questa devastazione, che è possibile vedere chiaramente in tutte le foto, in tutti i video che ormai circolano e che avete visto anche nei nostri telegiornali, con questo fronte della frana che si allarga. Ritorniamo sui quotidiani cartacei, perché attraverso i quotidiani cartacei vi porto ancora sulle prime pagine dei quotidiani regionali, per andare a vedere la Sicilia, perché anche in questo caso l'apertura è legata
a questa situazione di Niscemi. Meloni a terra sull'inferno Niscemi, risorse e aiuti, risposte immediate. Il blitz della Premier, il 1997 non si ripeterà. La procura indaga per disastro colposo. C'è anche un editoriale, benvenuti all'inferno, ora più dignità, editoriale a firma di Mario Barresi. Andiamo sul Giornale di Sicilia. In questo caso il titolo di apertura cambia perché in mezzo alla devastazione di Niscemi ieri sera è arrivata, tardo pomeriggio, è arrivata la notizia delle 3 persone uccise nel bosco nel Messinese, ed è il titolo di apertura del Giornale di Sicilia. Strage nel bosco, morti 3 cacciatori, giallo nei dintorni di Montagna Reale, sui Nebrodi, fratelli 2 delle vittime. Un amico ha scoperto i corpi, fra le ipotesi c'è quella di un incidente oppure di una lite culminata in un duplice omicidio o in un suicidio. L'apertura del Giornale di Sicilia è la medesima, o quasi, che troviamo sulla Gazzetta del Sud. Cambia un po' il tema, dal giallo si passa all'orrore, ma in realtà è così: orrore a Montagna Reale, 3 cacciatori crivellati di colpi in un bosco dei Nebrodi. Le vittime sono Antonio Gatani di Librizzi e 2 fratelli di San Pierniceto, Davis e Giuseppe Pino. Accertamenti e ricostruzioni sono affidati ai carabinieri coordinati dal procuratore di Patti Angelo Cavallo. Questo è un tema di cronaca che rimbalza sui quotidiani, che ritroviamo anche, come abbiamo visto, nelle aperture di quotidiani locali importanti come il Giornale di Sicilia e la Gazzetta del Sud, ma dicevamo il tema principale è quello legato a Niscemi. Vi abbiamo dato in apertura alcune pagine nazionali, ci torniamo adesso per farvi vedere altri titoli, come ad esempio quello di Avvenire, che titola in questo modo: in una terra ignota. La frana di Niscemi non era nei progetti del PNRR. Le carte geologiche datate e lacunose, inchiesta per disastro colposo, e la Premier Meloni assicura risposte immediate. E questo, di tutto ciò che non è stato fatto negli ultimi anni, ritorna anche sui quotidiani locali, insieme alla rabbia degli sfollati. Qui siamo su Corriere della Sera e siamo a pagina 3 del Corriere, pagine nazionali ovviamente. La frana ci circonda e le case cadranno. Lacrime e preghiere tra le famiglie in fuga, l'ira degli sfollati. È dal 1997 che aspettiamo interventi. Pensate, sono passati 29 anni. Il geologo mai visto un fenomeno così esteso, e d'altro canto anche Giorgia Meloni se ne è resa conto sorvolando appunto la zona della frana. Tanto è vero che chiaramente di tutte queste omissioni si parla soprattutto sui quotidiani locali, ed ecco qua la Sicilia, i 30 anni di omissioni. Ecco tutte le responsabilità di un disastro annunciato. Le carte: dopo la frana del 97 era scattata la pianificazione per consolidare la collina, ma gli interventi sono rimasti sulla carta, una lentezza che però stranamente non c'è stata, dice il quotidiano catanese, per il MUOS. E questo è un dato certamente significativo, perché spesso e volentieri ci interroghiamo su che cosa appunto è mancato in precedenza quando si verificano queste situazioni così drammatiche come a Niscemi, con la gente che ha rischiato e sta rischiando di perdere la propria abitazione. C'è poi l'aspetto mediatico. Abbiamo sentito anche negli interventi nei nostri telegiornali in diretta tante le troupe inviate a Niscemi, e dunque queste immagini della devastazione, come ritorna, qui siamo sul tomo di Caltanissetta della Sicilia, le immagini della devastazione che stanno facendo il giro del mondo. Ad esempio con il ciclone Harry non c'era stato, almeno nell'immediatezza, questo
questo impatto mediatico, mentre invece per ciò che sta succedendo a Niscemi la copertura è veramente enorme. TV, giornali e siti web dagli Stati Uniti all'Arabia dedicano foto, video e servizi alla frana. Personaggi famosi, artisti, atleti sui social rivolgono messaggi di solidarietà ai cittadini niscemesi in questo momento di così grande difficoltà. E che cosa rischiamo di perdere? Oltre chiaramente alle case dei cittadini, le cose sicuramente più importanti, ma ci sono anche delle ricchezze culturali che troviamo nelle zone. Allora qua siamo su Repubblica Palermo, chiese e palazzi storici, la frana mette a rischio i gioielli di Niscemi, scricchiolano i monumenti del paese in lista per l'UNESCO. Ieri un sopralluogo in zona rossa, serve un piano di salvataggio, per cui oltre la devastazione, oltre il dramma delle persone, c'è anche la possibilità di perdere autentici gioielli della cultura siciliana in una regione che spesso e volentieri, lo dimentichiamo, fa della bellezza e della cultura, o almeno dovrebbe fare della bellezza e della cultura la propria forza e la propria ricchezza. Meloni che poi è stata anche a Catania perché, lo sapete, ne abbiamo parlato, ovviamente si fa anche ancora la conta dei danni di tutto ciò che ha devastato il ciclone Harry. Stiamo parlando di appena una settimana fa. E allora Meloni è andata in prefettura a Catania e ha detto questo, lo troviamo sui quotidiani regionali, in questo caso siamo sulla Sicilia. Meloni per dare risposte celeri, lavorare insieme e in buona fede. Il vertice in prefettura a Catania, affrontare possibilità, strategie da attuare e tempi. Le parole di Schifani, è stato confermato l'impegno di Roma e nuove polemiche, intanto sui fondi si attiva anche l'Europa. E poi c'è la beffa delle polizze, ne abbiamo parlato anche nei nostri telegiornali, con la norma sartoriale, dicono le persone colpite, che ci danneggia. E le foto che vedete ancora che raccontano di quello che è stato, del ciclone che ha colpito la Sicilia orientale, oltre che altre zone dell'Italia come la Calabria e la Sardegna, nei giorni iniziali della scorsa settimana. Ci fermiamo, ci ritroviamo fra pochissimo con le prime pagine dei quotidiani nazionali, parleremo ovviamente anche di questioni internazionali e alla fine la solita parentesi dedicata allo sport. A fra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa, l'abbiamo detto, oggi ci siamo concentrati su ciò che sta succedendo a Niscemi, abbiamo lasciato da parte, o almeno abbiamo messo nella seconda parte, le cronache internazionali che raccontano ancora di ciò che sta pensando e ciò che potrebbe fare Trump, che ha minacciato l'Iran, il regime degli Ayatollah, dicendo: se non negoziate dovremo intervenire con le nostre armate. È il titolo principale di molti quotidiani, altri si concentrano invece sul referendum, le cui date sono state confermate, referendum per il cambiamento, diciamo, legato alla nostra giustizia. Ma andiamo a vedere i titoli legati appunto all'Iran. L'armada di Trump pronti a colpire l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti, senza accordo, il nuovo attacco peggiore che a giugno, e Teheran, lo ricordiamo, capitale dell'Iran, reagiremo allo stop della Cina, no all'avventurismo militare, questo si legge su Repubblica. Si ritrova pressoché lo stesso titolo anche sulla Stampa, l'assedio di Trump, trattate o siete finiti, intanto le parole del premier slovacco che hanno fatto discutere per molto tempo durante la giornata di ieri. Donald ha problemi mentali, poi comunque c'è stata la retromarcia da parte del premier della nazione europea. La Stampa e Repubblica abbiamo visto, ma
vi ripeto, non mancano le prime pagine legate a questa notizia. Abbiamo visto anche il Corriere della Sera, come ad esempio domani Iran, Trump punta sull'escalation, una grande armata contro di voi. Il presidente minaccia, senza un accordo immediato sul programma nucleare attaccherò Teheran. Gli ayatollah rispondono, risponderemo mai come mai prima, e dunque chiaramente diventa il tema focale della giornata di ieri, tanto è vero che Riformista incomincia a mettere i caccia americani in primo piano e le portaerei che già si spostano verso il Golfo Persico. Dunque sul Riformista il titolo è questo: arrivano i nostri, Trump che minaccia l'Iran, la nostra armata va verso di voi, Teheran reagiremo, e Merz che rincara, sarà la volta buona, vedremo chiaramente che cosa succederà in tal senso. Vi faccio vedere anche delle pagine interne dei quotidiani, ad esempio sul Corriere della Sera c'è un po' anche la situazione e la dislocazione delle armate americane. Accordo sul nucleare o colpiamo? Questo è il titolo che troviamo nella pagina interna del Corriere. Pronti alla guerra, dice Teheran, il cancelliere Merz, il regime ai giorni contati, e c'è pure il numero delle navi, sono 10, che compongono questa armata, definita armata da Trump, nel Golfo Persico. A guidare le squadre c'è la portaerei Abraham Lincoln, che vediamo in questa foto con, come vedete in questa mappa, anche la dislocazione dell'armata statunitense e come ci rendiamo conto, tutto sommato, come l'America, gli Stati Uniti pattugliano, controllano, insomma, decidete voi il termine, le zone di loro interesse, lasciando lì chiaramente dei cacciatorpedinieri, delle navi militari, delle portaerei. Spostiamoci adesso, cambiamo argomento, verso il tema legato al referendum, perché ci sono alcuni quotidiani che aprono proprio con questa notizia. Non sono molti, sono per la maggior parte quelli appunto che titolano sulla situazione Stati Uniti-Iran, ma ad esempio sul Resto del Carlino, che è quotidiano nazionale, Giorno e Nazione, abbiamo questo titolo: referendum, ricorsi bocciati, confermata la data di marzo. Il TAR non accoglie le richieste di rinvio del Comitato Cittadini del No alle urne, dunque conferma il 22 e 23 di marzo. Governo e sostenitori del sì soddisfatti, ma è polemica sul rigetto del voto ai fuori sede. E poi su questo tema c'è anche l'Unità, perché l'Unità titola in questo modo: referendum, il TAR, la decisione appunto di votare il 22 di marzo, ma poi c'è anche la rimonta del no. Schlein che dice combatteremo pancia a terra. Questo è il tema, sapete, anche della divisione politica in questo senso, e la facciamo capire ancora meglio di che cosa si tratta e che cosa succederà nel referendum del 22 e 23 marzo andando a dare uno sguardo alle pagine interne sempre del Corriere, perché qual è il quesito? La riforma costituzionale della giustizia è stata approvata dalle Camere senza maggioranza qualificata, è stato perciò chiesto e ottenuto un referendum confermativo senza quorum per sottoporlo alla cittadinanza. Il governo ha fissato la data della consultazione per il 22 e 23 marzo, è stato però proposto un altro testo su cui votare con una versione che amplia l'informazione sul tema oggetto del referendum. Poi le firme raccolte dal TAR, come abbiamo detto, e l'esito in tribunale e la Cassazione con la decisione ieri del TAR del Lazio. Ma il tema fondamentale è la riforma costituzionale della giustizia, che chiaramente chiama le due parti politiche a decisioni contrapposte e a mettersi sempre di più l'una contro l'altra. Andiamo a vedere altre aperture per chiudere. Ad esempio il Messaggero
apre con Crans-Montana e con l'inchiesta che avrebbe portato a problemi legati appunto alla sicurezza, per cui andando proprio sul quotidiano romano troviamo questo titolo: l'inchiesta in comune, indagato l'ex responsabile per la sicurezza, con deputati svizzeri contro l'Italia, l'ambasciatore non torni. Questo è il titolo del Messaggero, che riporta anche questa notizia che vi facciamo vedere perché è curiosa. Un bistrò a San Pietro, iniziati i lavori per un ristorante sulla terrazza della Basilica. Sono in fase avanzata i lavori per un bistrò con vista su piazza San Pietro. Questo leggiamo sul Messaggero, una notizia che già era girata ovviamente nei mesi scorsi, ma che il Messaggero rilancia giustamente in prima pagina perché certamente fa discutere soprattutto chiaramente i romani. Andiamo poi sul Fatto Quotidiano perché ci introduce un po' anche al tema dello sport, quello dell'AIS, che è diventata famosa in questi giorni, soprattutto stiamo parlando della difesa chiaramente fatta con l'esercito, le guardie armate americane che sono intervenute ad esempio nell'ultimo periodo proprio negli stati americani con tante polemiche e con alcuni morti. Su questo ha indagato il Fatto Quotidiano riportando alle Olimpiadi di Milano Cortina, perché c'era appunto la presenza di questa AIS. E allora Olimpiadi, le bugie sull'AIS e la rissa sui biglietti gratis. La russa al Fatto: non possiamo sindacare gli Stati Uniti, perché si dice che gli Stati Uniti portino questi agenti specializzati semplicemente per controllare la situazione legata proprio alla delegazione statunitense, e invece chiaramente qualcuno si interroga su che cosa potranno fare qui in Italia dopo quello che è successo in America. I 5 milioni per 100 omaggi alla regione che ha appena dato nuovi fondi ai giochi, si litiga per i pass a sbafo. Questo tema è diventato un tema dominante per quanto riguarda il Fatto Quotidiano, che già ha aperto più volte nelle giornate scorse proprio con le Olimpiadi di Milano Cortina, e queste notizie correlate ovviamente agli eventi sportivi. A proposito di eventi sportivi, cambiamo completamente argomento. Ieri c'è stata l'ultima giornata, quella finale del maxi girone di Champions League, con i verdetti che per quanto riguarda le italiane non sono eccezionali, perché sono un po' quelli che erano nelle previsioni: 3 squadre ai playoff e una eliminata. Allora andiamo su Gazzetta dello Sport, perché il titolo dice tutto: Coppa Amara, perché soprattutto una delle squadre aveva sperato di entrare nelle 8 migliori d'Europa subito, cioè l'Inter, che era andata in vantaggio a Dortmund, ha poi vinto a Dortmund, campo comunque difficile, 2-0, ma non è riuscita a qualificarsi fra le prime 8 per i risultati delle avversarie, e soprattutto per i risultati dell'Inter nelle 2 giornate precedenti, con le 2 sconfitte a San Siro contro Liverpool e Arsenal. Ha perso l'Atalanta in casa del Saint-Gilloise, ha pareggiato la Juventus a Montecarlo con il Monaco. Chiaramente queste 3 però andranno nei playoff. Chi è fuori è il Napoli, che ha perso con il Chelsea in casa 3-2. Per l'Inter, pensate, c'è la possibilità negli incroci, domani ci saranno i sorteggi, di beccare il Benfica di Mourinho. Andiamo invece sul calcio di casa nostra per vedere il mercato ancora attivo in casa Palermo, perché si cerca l'alternativa lì davanti, e allora Repubblica Palermo titola sui 6 milioni per prendere Tramoni. La palla passa ora al Pisa, nuovo rilancio, ma difficilmente l'operazione andrà in porto entro la settimana. Ricordiamo che dopo i primi 2 giorni della prossima il mercato verrà chiuso. Magnani intanto è rientrato in città. Situazione invece in casa Catania, che registra
la difesa di ferro, la si è vista chiaramente soprattutto al Massimino, 0 gol presi, cambiano i protagonisti, ora c'è Miceli al centro della difesa, fra poco esordirà Carnielutti, ma resta la migliore in Serie C. Sole 11 gol subiti, nessuno ha fatto meglio, gli arrivi di Ponzi, Miceli e Carnielutti appunto hanno completato questo reparto. Intanto è ufficiale, come sappiamo, che il match con il Trapani del 6 di febbraio è rinviato per motivi di ordine pubblico a data da destinarsi. Con lo sport ci fermiamo per la nostra rassegna stampa, grazie di averci seguito e un buon proseguimento di giornata.